Amici di Nicido TV, buonasera. Io e Giuseppe siamo all'auditorium di Pasce del Mela e siamo in attesa del prossimo spettacolo. Intanto, alla fine del secondo spettacolo, abbiamo fermato delle persone per cogliere le prime impressioni sul film di Carmelo Popolo, Dramma Popolare. Allora, che ci dite? Com'è sto film che tra noi... Bellissimo, bellissimo. Una cosa che l'ha colpita? Carmelo, cacciatore, ora regista. Regista. Amico di una vita. Nel film qual è la parte che l'ha proprio presa, rapita? Non so bene, è stato bellissimo. Tutto Emozionante. bellissimo. Emozionante. Bene, conoscete tutti, amici di Nicido TV, è l'Enrico Nazionale che per l'orgoglio Sampietrese è venuto a vedere il film del primo regista sampietrese. Enrico. Mi ha fatto tanto piacere venire perché con Carmelo, anche se lui è qualche annetto più grande di me, siamo cresciuti insieme, nella gioventù abbiamo recitato insieme, è stato veramente molto emozionante vedere questo film. Appena ho saputo la pubblicità che ha fatto attraverso Nicido TV, sono corso subito a vedere ed sono veramente orgoglioso di Carmelo e di tutta l'equipe, principalmente di lui perché lo conosco. Il film ha un significato importante, ha un significato grande, bisogna riflettere anche su questo e mi auguro che possa essere l'inizio di una partenza alla grande, perché è un sogno che voleva realizzare e credo che ci sono tutte le prospettive per realizzarlo. Vorrei concludere, non è una nota di polemica, che sentendo ieri l'intervista che ha fatto con te, che è stato aiutato da qualche comune, ma non dal comune nativo, dal comune dove risiede, e pregherei gentilmente l'amministrazione comunale e i cittadini di San Pier di Cedro se possibilmente si può dare un contributo, perché è un orgoglio e un onore per San Pier di Cedro. Bene Enrico, vediamo se insomma verrà raccolto questo appello da tutta la cittadinanza. Allora Giuseppe, io ho trovato intanto anche mia cugina Nunziatina che è venuta qui a vedere il film e anche da lei voglio un'impressione a caldo del film. È stato molto toccante, veramente non pensavo che i nostri concittadini potevano dare un'interpretazione così bella e così profonda. Complimenti alle ragazze, c'era stata una partecipazione di una ragazza splendida, una ragazza di Santa Lucia, comunque tutti bravi, tutti, il protagonista principale e anche il ragazzo Tinder mi sono piaciuti tanto. Sì. Bene. È stato anche emozionante vedere le immagini girate sul nostro territorio, si vedeva San Pier di Cedro, Gualtieri, Monforte Marina, insomma è stato veramente Avete riconosciuto i luoghi? complimenti non solo, ma è il significato del film, è un significato molto importante che Anche invita alla forte, riflessione, anche forte. Ecco, quindi Comunque luoghi che noi non avremmo visto se non attraverso il film. bella Anche questi questa cacciatori, cosa. no? Bella Solo questa con l'ufficio di cosa. spalla si poteva vedere. Bella questa cosa. Grazie. Melina, Nunziatina. l'impressione. Il Allora, convegno veramente è molto significativo, effettivamente dovremmo tutti un pochino pensare a questo dramma, è stato molto bello veramente. una scena che ci ha colpito. L'ultima scena che la lingua è molto... la lingua dice non ha ossa ma rompe Tra gli attori uno che vi ha colpito per la bravura, la bellezza, le capacità. Ragazzo che si è innamorato della ragazza recita, bravo veramente. Bene. Lui l'attore principale, bravo veramente.
Bene, Complimenti a Grazie. tutti e buona serata. grazie. Allora amici, noi Francesco. ecco. Non volevo sapere. Lo conoscevo Cacciatore, buon regista. Cosimo, nella vita, Giacomino, nella vita, Giacomino. scusa, diciamo che nella vita si vive a 360 gradi e l'importante è non fermarsi mai, di fare qualcosa, pur se hai 100 anni, a 4 metri, basta che ti muovi, già hai risolto tanto. Allora, abbiamo raccolto le prime impressioni a casa. Il film piace tantissimo. Mamma mia. Qualcuno ha fatto anche un appello per finanziare ancora di più questo progetto ed è veramente bello. Noi siamo orgogliosi, lo vedi, stiamo accompagnando l'esordio di questo film con grande entusiasmo. No, effettivamente è vero, ho avuto come dire, un riscontro molto positivo, soprattutto quando c'è stata la proiezione della prima, che era tutto quanto pieno, e la cosa che mi ha toccato che uscendo vedevo la gente con le lacrime agli occhi. Quindi l'obiettivo a mio avviso è stato, come dire, raggiunto, perché quello che si voleva trasmettere era appunto che le persone potessero provare ancora emozioni nei sentimenti che poi alla base sono di ogni essere umano, e dovrebbe essere così, che tutti quanti li provano, li sentono e li provano. Bene, siamo Francesco veramente pure. felici. Allora, amici di Liceto TV, noi siamo abituati a vederlo Caciaramedda. Oggi lo vediamo in veste di spettatore di dramma popolare. È veramente commovente, sono storie reali che coinvolgono il sentimento della persona. Ho Una tanto scena piacere. che ha colpito. Quella del bambino, per carità, un bambino, di fronte ai bambini Il mondo si ferma. si ferma. Quindi se la meritava Ma quel colpo di fucile, se la meritava. però è stata una storia veramente accaduta questa. Poi mi ha coinvolto molto il fatto del bambino, ma parecchi anni fa è successa questa storia, è successa veramente Bene. nei nostri luoghi, nei nostri... Ripeto, assolutamente, voglio dire, ho pensato di riferirmi Non ci a sono qualche fatto, riferimenti a persone assolutamente. e fatti veramente accaduti di conoscenza di Poi Carmelo, qualche però similitudine, per carità, in ogni cosa ci può essere, magari ci sarà stata pure in questo, per carità, però mia intenzione assolutamente di riferirmi Bravo. a qualcosa. Ci dovevo essere pure io in questo film. No, quello era Nausea. Ah, un altro. Quello è un altro che si era iniziati a farlo, però poi non ha avuto, diciamo, lo sviluppo Perché me ne ha parlato. per essere completato. E là c'è un personaggio che mi serviresti. Eppure tua moglie. qua amici di Liceto TV nascono nuove collaborazioni. Collaborazione vicino, l'avevo detto. Ed è bella questa cosa. Quella sceneggiatura la resta. Bene, allora, amici di Liceto TV, interrompiamo soltanto per il momento qua perché io e Giuseppe dobbiamo andare a goderci la proiezione di questo ultimo spettacolo della giornata di oggi, 10 gennaio. Vi ricordiamo 11 e 12, stessi orari, 16:15, 19:30 e 21:30, qui all'Auditorium di Pace del Mela. Dopodiché il film spopolerà e farà sbancare tutti i botteghini. A presto amici di Liceto TV!